Attraverso il presidente di calcio abbiamo cercato di raccontare un po' quella Palermo, anche grazie ad aneddoti, grazie a suggerimenti da parte di chi l'ha vissuta in pieno, e abbiamo tirato fuori anche una serie di pareri importanti legati a Barbera, non soltanto appunto legati al calcio ma all'imprenditoria, a quell'aristocrazia tra virgolette che lui ha vissuto anche se non era un nobile, e poi ringraziando ancora una volta la famiglia, quindi Giuseppe, Ialù, la signora Barbera, che so che ha gradito questo pensiero, questo ricordo per il marito. Ci hanno regalato un album fotografico incredibile, scovando fotografie nei cassetti di casa che sono veramente belle da sbirciare, da guardare, perché insomma è quel bianco e nero storico che fa sempre piacere vedere. Questa iniziativa è stata accolta da tutta la nostra società editrice con grandissimo entusiasmo, diciamo, anche perché tutto il ricavato della vendita di questi libri va in beneficenza alla Condav, che è un'associazione di cui è presidente un membro della famiglia Barbera. Anche da lassù il presidente Barbera ha fatto del bene con questa iniziativa.